Questa è Rita, l'amica che fece incontrare i miei genitori, Carla e Michele. 4 anni dopo quella famosa cena a casa sua, sono nato io, forse dopo un'altra cena. Questo sono io. Sono italiano, se non l'avevate già capito. Di Torino, per la precisione. Quando nacqui ero piccolino, ora sono un po' più grandicello. Forse non si vede nelle immagini, ma sono sempre stato un tipo molto solidale. E non sono mica una di quelle persone che obbediscono ai propri impulsi senza riflettere. Ci penso sempre 2 volte prima di agire. E così ho studiato filosofia. Tuttavia, la cosa importante non è ciò che ho fatto durante l'università e la gente che ho conosciuto, ma ciò che ho fatto dopo. Sono arrivato a Barcellona il 2 maggio, promozione del volontariato come strumento di educazione alla pace, il nome del mio progetto IVS. Ah, non sapete cos'è l'IVS? E di europeo, V di volontario e S di servizio, servizio di volontariato europeo. Però trovare la sede della mia organizzazione fu quasi più difficile di essere scelto per questo progetto. Vagavo perduto per le vie del Raval, un quartiere che ricorda molto San Salvario Portapalazzo Torino. Però così ho iniziato a conoscere il barrio e a parlare con la gente. Barcellona è una città in cui la gente si guarda diritto negli occhi, si scruta. E non è che in Italia non ci si guardi a vicenda, ma a Barcellona è esagerato. Dopo aver vagato per quasi un'ora, finalmente trovai la sede dello SCICAT, Servizio Civile Internazionale Catalunya, l'organizzazione che mi accettò come volontario. L'accoglienza fu molto calorosa. Il mio compito è dare informazioni sulle diverse opportunità disponibili per fare un progetto di volontariato all'estero. Insomma, adesso sono io che aiuto i giovani catalani a partire per l'IVS o a partecipare in qualche campo di lavoro internazionale. Svolgo questo compito armato di telefono, computer, facendo sempre affidamento sulla mia grande intelligenza e su quel po' di esperienza fatta in altri progetti giovanili. A volte ti chiedono delle cose impossibili. Non è che avete qualche progetto di volontariato basato sulla medicina alternativa cinese del Zeta del Gomi Mongolia? Io che se... Qualche volta combino pasticci, ma sto imparando molto. E non è che io mando i volontari a lavorare e me ne sto tutto il giorno chiuso in ufficio. All'occorrenza passo all'azione. Parte del progetto, infatti, è partecipare a un campo di lavoro come coordinatore. E il coordinatore non solo coordina, ma lavora, intrattiene il pubblico e promuove pure l'arte della commedia. Dare informazioni e vedere che poi la gente parte come volontario dà molta soddisfazione, il contrario invece non mi piace molto, però non dipende tutto da me. E se sono preoccupato torno in Italia, mangio e svaniscono gli affanni. Ma non è più la stessa cosa. Adesso non solo ho imparato che il pomodoro del pan tumacat si taglia così e non così, o che in Spagna non si parla solo spagnolo, o che a Barcellona non c'è sempre il sole. Non sono più lo stesso, il mio punto di vista è cambiato. Adesso che ci ho provato, che ho avuto un po' di tempo per me, so che voglio lavorare con i giovani, avere responsabilità, insegnare ciò che so e spingere ragazzi e ragazzi a credere nel volontariato. Mi rimangono 6 mesi di SVE, solo 6 mesi. Cercherò di approfondire questa esperienza, di approfittare al massimo della città e di imparare il più possibile. Un anno passa in fretta.